Caro Ivo Gallo. Caro Lele Marcassa. Sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio. Una nuova avventura. Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi. Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo e strusciandomi a te ti chiedo dove mi hai portato? Allora tu ti riferisci alla bellissima passeggiata nel Esatto. cuore storico della regina delle Dolomiti, che è Cortina. Bellissimo. Questo è Corsa Italia, lo spettacolo è tutto intorno a noi e stiamo compiendo un viaggio speciale alla ricerca della storia di questa bellissima perla, ma soprattutto anticipiamo un po' il grande evento legato alle Olimpiadi 2026 che partiranno il 6 febbraio del prossimo anno. Quindi ci sono tanti cantieri, tante iniziative. Diciamo che Cortina si sta vestendo a festa per questo evento mondiale. Andiamo alla scoperta di Cortina? Andiamo! Tante cose da raccontare. Ben arrivati a Cortina. Quello che è importante è di dire che Cortina non è solo una località esclusiva. Cortina sta affrontando oggi un tema molto importante che sono le Olimpiadi, ma di fatto Cortina offre in quello che è lo scenario turistico sia lo sport, la cultura, lo shopping, tutta una serie di eventi che di fatto oggi sono un po' il 360 di Cortina. Cortina vuole essere un punto di riferimento sicuramente per un'offerta turistica veneta, perché ci teniamo a rimarcarlo, e dare una molteplicità di servizi che oggi grazie alle Olimpiadi stanno prendendo terra. Quindi io mi auguro che ci veniate a trovare, Cortina rimane sempre un punto di riferimento per noi veneti e quindi venite a trovarci, perché veramente Cortina non è solo, come dicevo prima, un punto di eccellenza dove si pensa che solo i ricchi possano venire, ma anzi è una località aperta a tutti per tutti i portafogli. Quindi in conclusione Cortina, la regina delle Dolomiti, vi aspetta ed è pronta ad accogliervi. Eccoci qua. Questi due sciagurati iniziano un viaggio innanzi a questa immensità spettacolare che cercheremo di scoprire, anche perché si sta preparando a questi giochi invernali che porteranno grande lustro non solo a Cortina, appunto, dove ci troviamo, alla regione Veneto, ma a tutta l'Italia. Cortina d'Ampezzo. L'Ampezzo è una località che affonda le radici nel passato. Si dice che il toponimo derivi forse da ad piceum, che significa vicino ad un pino. Un'altra teoria invece parla di amplitium, si riferisce alla grandezza di questo spazio, di questa conca, di questa vallata. Un'ultima teoria lo fa riferire invece ad amp o damb, lingua pre-romana, si ricollega alle piante selvatiche delle vallate montane. Invece per quanto riguarda il nome Cortina, deriva quasi sicuramente da curtis, che significa corte in latino,
perché qui, prima che ci fosse un abitato stabile, si costruiscono delle piccole corti con dei confini in muratura utilizzate per funzioni religiose o anche per sepolture. Insomma, il primo momento in cui si attesta la presenza stabile in questa conca straordinaria è del 1156 ed è un atto notarile che conferma una cessione di territorio da parte di un nobile trevigiano che vende un pezzo di terra a 2 ampezzani. Poi in quel periodo Cortina, l'attuale Cortina, era inserita all'interno del patriarcato di Aquileia, che faceva parte del Sacro Romano Impero. Il primo documento che unisce Cortina e Lampezzo è del 1317. Si parla di Cortinis Ampizi e quindi da quel momento in poi rimane il toponimo unito che unisce la conca alla Curtis a Cortina. Cortina era inserita nelle terre del Cadore sino al 1420, quando arriva qui lo Stato da terra della Serenissima Repubblica di Venezia. Tutto procede, ci fu un secolo disastroso dovuto a calamità naturali, cambiamenti climatici, le guerre napoleoniche, il fatto che Giuseppe II d'Austria privò questa terra di autonomia. Tutto poi finisce col 1815, la grande restaurazione, in cui la monarchia asburgica crea di nuovo un grande sviluppo di quest'area, che termina ancora una volta nel 1914, quando inizia la Prima Guerra Mondiale. Nel 18 Cortina d'Ampezzo entra nel Regno d'Italia, nel 1923 nella provincia di Belluno. La sacralità della montagna sta nel riconoscere che c'è qualcosa di più grande e inconoscibile, e questa sacralità merita il nostro rispetto più grande. Il Boite, questo corso d'acqua, questo fiume, pensate, un affluente del Piave, della nostra Piave, è ciò che rimane di un antico ghiacciaio. Pensate, qui c'era ghiaccio dappertutto e questo antico ghiacciaio si è poi sciolto creando questa valle, questa conca dolomitica. È delimitata geograficamente partiamo da nord e andiamo in senso orario. Dalla Val Pusteria, nord, la Val d'Ansiei, la Val Fiorentina, scusate, prima il Cadore, la Val Fiorentina e l'Alto Agordino. La bellezza di questa conca è che vede a 360 gradi le Dolomiti, che la Terra ha creato 250 milioni di anni fa, delle creste di materiale organico, di sedimenti marini. E infatti questa è la caratteristica di questa pietra. Carbonati di calcio e magnesio, che tra l'altro prima del 1700 non si conosceva. Si chiama Dolomia perché la scoprì, la studiò De Dolomier e quindi fu battezzata in onore di questo geologo. E ha una caratteristica: all'alba e al tramonto, soprattutto d'estate, si tinge di rosa. Enrosadira, questa parola difficile che significa letteralmente tingersi di rosa. Questo colore veramente unico. Tutto intorno, le famose vette, ad esempio il cristallo, il Sorapis, qui le tofane, il Faloria. In ogni posto dove giri lo sguardo sei abbracciato dalle Dolomiti ampezzane. C'è anche una leggenda legata a questo fatto, quella del re dei nani a cui rapirono la figlia. Arrabbiato, adirato, lanciò una maledizione verso i campi di rose rosa del suo regno.
disse: voi non potrete essere viste mai più di giorno e mai più di notte, ma si dimenticò dell'alba e del tramonto. Quindi le rose potevano essere viste sia all'alba che al tramonto, come succede per queste rocce fantastiche, uniche al mondo. Io continuo il mio viaggio, guardo la mia cartina, proprio qui, alla scoperta di Cortina. Ho guadagnato l'interno della basilica dedicata ai santi Filippo e Giacomo nel cuore storico di Cortina. È stata costruita nel 1769 nello stesso luogo in cui precedentemente c'erano altre due chiese più antiche. L'interno stupisce per la sobrietà e l'eleganza tipicamente settecentesca e poi è costituita da un'unica ampia navata con, come vedete, degli altari laterali molto importanti e preziosi. Appena si entra, sulla sinistra e sulla destra, ci sono due affreschi di Franz Ziller, un artista tirolese che qui dipinge San Sebastiano e San Rocco da un lato, dall'altra parte invece la predicazione di San Giovanni, che colpisce molto perché richiama il San Giovanni del Rinascimento di Cima da Conegliano che si trova a Venezia, San Giovanni in Bragora, e soprattutto a ben guardare, un occhio attento può notare una montagna in lontananza molto appuntita che probabilmente richiama l'Antelao, il re delle Dolomiti, che si colora di rosa la mattina e al tramonto. Si prosegue all'interno di questa grande navata, il cui soffitto centrale è sempre opera della mano di Ziller, mentre la bellissima Trinità che si trova all'interno del presbiterio sopra l'altare, quindi nella volta, è stata dipinta da lampezzano Giuseppe Ghedina. E poi ci sono questi due affreschi molto grandi laterali che raccontano due episodi della Bibbia. Uno la vita di Ester, ma l'altro sembra quasi di vedere una sorta di racconto drammatico e cinematografico. Rappresenta il re Salomone a giudizio. È un episodio importante, storico per la cristianità, e lo vedete con queste sembianze di sultano orientale. Davanti a lui, al cospetto, due donne. Cosa è successo? In una notte due prostitute partorirono quasi contemporaneamente, solo che una delle due, malauguratamente nel sonno, schiacciò il bimbo e lo uccise e rubò il figlio dell'altra, la quale citò a giudizio la donna che era rimasta senza. Salomone a quel punto decide di far tagliare il bambino in due, donare una parte ad una e l'altra parte all'altra donna. A quel punto la donna, rimasta senza bambino, decise di donare quel figlio alla donna che l'aveva da poco rubato. Salomone da questo episodio capì che evidentemente quella era la vera madre. Il bambino fu risparmiato e a lei restituito, questo per valorizzare l'importanza e la spiritualità di questo grande sovrano che era il re Salomone. Colpisce anche la bellezza dell'organo degli anni 50 e sopra è sormontato da un orologio perfettamente funzionante, che è una cosa molto particolare. Vicino alla chiesa, alla basilica, anzi minore, di San Sebastiano e San Giacomo, c'è questo grande campanile, simbolo di Cortina, alto 70 metri, che saluta queste montagne, anzi queste Dolomiti meravigliose. È un piacere trovare Federico, Amico! su questa terrazza che guarda le mitiche Toffane. Sì.
e c'è un simbolo anche alle nostre spalle che richiama quello che succederà non fra moltissimo. Arrivano le Olimpiadi, i giochi invernali. Com'è il servizio del turismo durante i giochi invernali e cosa secondo te accadrà dopo i giochi? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che abbiamo messo in piedi una macchina straordinaria, grazie anche a tutti i volontari e tutti coloro che stanno lavorando, perché ricordiamo che qui arriveranno 3.500 atleti e 18.000 lavoratori volontari. Dopodiché avremo ovviamente la massa di pubblico che raggiungerà queste splendide Dolomiti, queste zone, quindi decine di migliaia di persone. Ovvio che si è fatto un lavoro importante a livello di infrastrutture sul territorio, a livello di accoglienza e anche di accessibilità, perché ricordiamo che queste sono le Olimpiadi, ma sono anche le Paraolimpiadi di Milano Cortina 2026. Quindi il lavoro che si sta facendo anche per adeguare Cortina sia dal punto di vista infrastrutturale sia anche dal punto di vista alberghiero, per accogliere tutte queste persone che hanno anche delle difficoltà motorie, sensoriali, secondo me è importante e sarà la legacy, cioè l'eredità che lasceremo a questo territorio. Quindi quello che succederà dopo è una Cortina che sarà stravolta rispetto a prima. Come nel 56 abbiamo continuato a parlare di Cortina per quello che rappresentava, dopo le Olimpiadi del 2026, grazie anche alla grande visibilità e alla promozione che avremo a livello internazionale, noi avremo una Cortina completamente diversa. Innanzitutto i valori anche economici che questo territorio avrà, perché ci sarà una crescita esponenziale da questo punto di vista, ma soprattutto il mondo avrà la possibilità di vedere queste bellissime montagne. E quindi insomma io credo sarà un evento stratosferico, importante, veramente, che rilancerà non solo Cortina, ma io penso tutta la montagna veneta, perché grazie a questo il Veneto potrà dire di aver fatto un lavoro straordinario di valorizzazione anche dei prodotti tipici locali, perché collegato al turismo poi noi potremo veicolare anche quello che questa terra dà, non solo in termini di arte, cultura, natura, sport, ma anche, diciamo, prodotti enogastronomici, perché no? Molto bene, noi ringraziamo Federico Caner, quindi gli ampezzani sono pronti, i veneti sono pronti, direi tutta Italia è pronta. Grazie. Grazie a voi. Non so raccontarvi le mie emozioni innanzi a questo monumento dell'architettura, dello sport, ma soprattutto del rinascimento italiano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché dico questo? Questo è il famoso trampolino di Cortina che ha ospitato questi grandi lanci agonistici nel 1956, quando Cortina ha ospitato i 7 giochi invernali olimpionici del mondo. Pensate, Cortina era ancora un paese che viveva di agricoltura di sussistenza e riuscì ad ospitare le Olimpiadi invernali. E questo è frutto di un grande lavoro che venne fatto a partire dal 1949 con questa grande e importante candidatura. Cortina d'Ampezzo venne preferita agli Stati Uniti e al Canada e qui si decise di organizzare questo grande evento internazionale. Pensate che il sindaco del 56 di Cortina era questo Mario Rimoldi, che poi diventerà un grande appassionato d'arte, un filantropo, un personaggio importante che fra poco ritroveremo in questo luogo che ancora oggi incarna la bellezza delle Alpi orientali, ma soprattutto delle Dolomiti. Io penso a quegli anni, dopo la guerra, tra i 40 e i 50, mi viene in mente la storia della mia famiglia, i miei genitori che partono verso la Svizzera in cerca di fortuna, che poi hanno consolidato e hanno creato qualcosa di stabile ancora una volta ritornando a casa in Veneto. Quegli anni in cui tutto era scosso, ma c'era questo grande desiderio quasi ineguagliabile di ripartire, di ricostruire, di lasciare alle spalle
quella tragedia enorme, quel ventennio legato alla dittatura che abbiamo conosciuto e molte volte la storia ci ha raccontato e ripresentato. Ecco, questo è il simbolo di qualcosa che si poteva ancora fare. Il fatto che in un piccolo paese circondato da queste montagne bellissime si potesse dare l'avvio a qualcosa di nuovo, di importante, legato allo sviluppo, alla voglia di crescere. Questo secondo me è il senso anche di questo nostro viaggio. Quindi noi stiamo visitando Cortina d'Ampezzo, questa conca così famosa in tutto il pianeta per la bellezza, per l'ospitalità. Ma questo è il simbolo di ciò che l'uomo in quel momento è riuscito a mettere di nuovo in campo dopo una grande distruzione. Crediamo noi tutti che questo sia ancora possibile e secondo me sarà ancora una volta realizzabile. You came out of nowhere like a bullet train. You were so familiar, but you're not the same as all the other drifters who have lost their way. Ci troviamo al Museo Rimoldi, nella Casa delle Regole. Le Regole sono un'antichissima istituzione che risale all'anno 1000, che racchiude e raccoglie tutte le famiglie originarie di Cortina. Le prime tribù che arrivarono in questa valle capirono che se non si fossero unite e non avessero lavorato insieme non avrebbero potuto sopravvivere, in quanto il territorio era un territorio difficile da disboscare, un territorio che aveva pochi periodi caldi durante l'anno e quindi bisognava lavorarlo per viverci. In questa maniera pensarono di unire tutte le loro forze e di gestire il territorio comunemente. Oggi le Regole gestiscono sempre boschi e pascoli, circa l'80% del territorio di Cortina. E, oltre ai boschi e ai pascoli hanno anche altre proprietà, tra cui fabbricati, malghe, rifugi, territorio dove sono stati costruiti degli impianti sciistici e anche 3 musei. Quello di cui vi parlo è il Museo Mario Rimoldi, un museo d'arte moderna che è stato costituito in seguito a una grandissima donazione che è stata fatta da Mario Rimoldi, appunto, un cittadino di Cortina nato nel 1900 e che a 23 anni andò a Roma per studiare alla scuola alberghiera, in quanto la famiglia era proprietaria di un albergo a Cortina. Quando arrivò a Roma lui si appassionò così tanto all'arte, di cui non sapeva assolutamente nulla, che iniziò a collezionare prima opere dell'Ottocento, metà Ottocento, fino Ottocento e poi pian pianino anche altro. Tornò a Cortina nel 1923 dopo gli studi e oltre all'albergo aprì un'agenzia turistica dove iniziò a collezionare, ad esporre tutte le opere che riusciva a raccogliere. Nel 29 fu colpito tantissimo da un personaggio che arrivò a Cortina e che si chiamava Filippo de Pisis, il grande pittore Filippo de Pisis. Da quel momento in avanti la sua visione dell'arte cambiò e iniziò ad appassionarsi moltissimo all'arte moderna. Prima di morire, Mario Rimoldi espresse il desiderio di lasciare almeno parte della sua collezione nel suo paese. Interpellò vari enti. Quello che alla fine fu disponibile ad accoglierla furono le Regole d'Ampezzo, soprattutto perché vi erano alcune persone all'interno dell'amministrazione delle Regole che capirono fortunatamente l'importanza di questi quadri e di questa collezione e quindi in seguito nel 1974 fu creato il Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, che ha compiuto quindi 50 anni la scorsa estate. E da allora il museo non ha mai chiuso i battenti, anzi si è sempre ampliato e le opere che erano oltre 300
al tempo, nel 74, sono diventate ora oltre 800, perché tanti altri hanno donato opere a questo museo, più o meno importanti, ma hanno incrementato la grande collezione. Per noi è importante non fermarsi ad una mostra o ad una esposizione fissa, ma ruotare tutto quello che c'è anche nel Cavò. Va ricordato che Mario Rimoldi fu il sindaco delle Olimpiadi del 1956. È molto importante ricordarlo perché già al tempo lui sosteneva che Cortina non doveva essere famosa nel mondo solo per le montagne che la circondano. Creò anche un circolo artistico, organizzò diverse mostre, perché appunto Cortina si presentasse a un livello culturale internazionale. All'interno di questo spazio è raccolta una collezione d'arte moderna tra le più belle d'Italia, bisogna dirlo. Quindi Cortina respira la magia del suo paesaggio, di questa ampia conca, di questa neve, di questo sole che ci donano momenti davvero importanti per chiunque arriva qua. Ma a Cortina c'è questo, c'è una collezione di arte moderna ineguagliabile. Citarvi tutti gli artisti presenti sarebbe davvero difficile, però io penso, oltre a De Pisis, che è diciamo quasi coprotagonista di una faccenda molto importante di qualche anno fa, ma i De Pero, i Sironi, i Tomea, il meraviglioso Cadorin, che molte volte abbiamo incontrato nei nostri viaggi, Carrà, Gottuso, addirittura Modigliani, addirittura Ligabue, addirittura Picasso. E voi direte, ma dove a Cortina? Questo accade. Accade perché c'è stata la lungimiranza, la passione quasi genuina di mettere insieme dei pezzi che partono dall'Ottocento e arrivano poi alle vedute venete, ma anche alle nuove attrazioni create da grandi artisti come Vedova. Io poi, entrando, ho notato un'opera di Semeghini che dipinge, raffigura quel famoso square di San Trovaso che si trova a Venezia, però con la neve, innevato. E devo dire che c'è un legame affettivo con Semeghini perché questo grande artista che ha esposto non solo a Parigi ma in tutto il mondo, a un certo punto, solo una volta, ha scolpito 3 statue che troneggiano sopra il pronao del Duomo di San Donà di Piave, dove io sono nato e cresciuto, e questo mi ha creato particolari emozioni. Quindi io continuo a camminare all'interno di questo spazio che è metafisico, come molti artisti che lo rappresentano, ma che è immaginifico, che è una rappresentanza della veduta pittorica che ha disegnato l'arte italiana che tutto il mondo ancora ci riconosce. Eccolo qua, il nostro amico Federico. Caro assessore, da sempre ti occupi di turismo, ma in particolar modo dal 2015 per il Veneto hai avuto un po' di cuore in più. Cosa ti è rimasto di questa avventura? Un'avventura fantastica, direi che mi ha fatto crescere anche sul piano personale, non solo professionale, perché ho scoperto francamente un Veneto che non conoscevo. Un Veneto fatto di 1000 eccellenze
di tante destinazioni turistiche, ma di tanti prodotti anche turistici, di 9 siti UNESCO, di una bellezza straordinaria, di borghi che francamente non ero a conoscenza. È brutto anche dirlo, no? Da un certo punto di vista, perché ognuno dovrebbe conoscere in maniera dettagliata il proprio territorio, ma il Veneto è talmente pieno di cose da visitare, da vedere, di gustare, che francamente è difficile. Tant'è vero che un appello che vorrei fare ai veneti è questo: cioè, prima di andare all'estero, che per carità è una bellissima esperienza che si fa sempre di carattere internazionale, girate il nostro territorio, perché abbiamo una serie, io penso alle montagne, ai laghi, alle colline, a tutto il sistema diciamo balneare, al delta del Po, che ha delle bellezze incredibili che non ha nulla che invidiare per esempio alla Camarga francese, e noi francamente a volte non le conosciamo. Penso alla Pesciara di Bolca per esempio, arte, cultura, natura, storia, identità, di tutto e di più. E io francamente ho scoperto delle cose che non pensavo, ecco. Tra tutte queste cose, non contento, dal 2020 ti sei occupato anche di agricoltura. Di agricoltura, E hai scoperto tante altre cose. Sì. Beh, e poi un'agricoltura che è interconnessa col turismo, fortemente, perché anche qua è fatta di identità, storia e cultura tramite le produzioni locali, no? Produzioni locali che poi ti aiutano anche a veicolare meglio il Veneto anche dal punto di vista turistico, no? Pensiamo al recente sito UNESCO delle colline di Conegliano Valdobbiadene, dove c'è il prosecco di OCG, che ci ha permesso tramite un prodotto di far conoscere un territorio all'estero. Oggi quando i turisti vengono qua, vengono sì per consumare anche un prodotto, ma anche per capire da dove nasce questo prodotto. Pensate che una volta qualcuno pensava che il prosecco fosse prodotto in Toscana, ecco. Quindi il fatto di collegare l'aspetto turistico all'enogastronomia diventa fondamentale. E anche qua ho conosciuto una valanga di prodotti. Pensate che abbiamo oltre 90 prodotti a denominazione, ma abbiamo 405 prodotti agricoli tradizionali iscritti al Ministero, alcuni anche particolari, penso al panino unto, faccio un esempio, o al sandwich di Esolo, ecco. Però insomma è anche questa una cultura enogastronomica che dipinge la nostra regione, se non la prima, tra le prime in Italia. Fantastico. A proposito di turismo, natura e paesaggio, noi due adesso, caro Federico, andiamo a visitare Cortina, però in bicicletta lungo la strada ciclabile. Voglio vedervi. Noi ti ringraziamo. Ringraziamo. Grazie, ragazzi. Grazie. Frena. Eccola. Bella Lele? Sì, pista ciclabile. Sì, ma devo raccontarti questa cosa, perché questa pista ciclabile in realtà una volta era una ferrovia. Ma dai. Il famoso treno delle Dolomiti. Allora, i lavori sono cominciati nel 1917 in guerra, infatti era a scartamento ridotto, cioè le rotaie, bravo, erano più strette perché doveva servire per portare materiali e non persone. Poi la guerra finisce nel 18, quindi si bloccano i lavori, ma il genio militare italiano decide, per dare lavoro alla gente che abitava in queste zone, di finire appunto la realizzazione di questa ferrovia. Che portava dove? Allora il tratto era da Calalzo a Dobbiaco e finalmente viene inaugurata il 15 giugno del 1921, andava a vapore. Penso. Poi giugno 29 parte elettricamente e da lì, pensa, alla fine degli anni 30 era considerata la linea ferroviaria a scartamento ridotto più bella ed efficiente di tutta Italia. Una peculiarità che la rendeva ancora più bella era metà azzurra, parte bassa, e metà bianca sulla parte alta. Il trenino azzurro delle Dolomiti. Scusa, e perché? Quando è che l'hanno smessa e tolta? Questa è una triste notizia, infatti. perché nel 1964, e casualità, i 64 chilometri di ferrovia sono stati irresponsabilmente, diciamo così, dismessi
e sinceramente concorderai con me sì. che se fosse ancora Attiva. potrebbe essere veramente il treno a scartamento ridotto più bello del mondo. Guarda che panorama. Andiamo a farci un po' di chilometri. Continuiamo. Perché adesso è questa bellissima pista ciclabile. Cicliamo. Via. Il trenino azzurro delle Dolomiti. Però comode, Infatti ti vedo bello rilassato Sì, e sì. senza il fiatone. Zero fatica. E immersi veramente in questo spettacolare paesaggio, le nostre Dolomiti. Sai cosa c'è di bello di questi percorsi, questa rete di percorsi Sì. che li puoi fare con la mountain bike, con l'e-bike, quindi facilitata, ma soprattutto da qui puoi prendere le seggiovie o tutti comunque gli impianti con la bici e andare dappertutto. Pensa che recentemente hanno aggiunto anche 4 piste di discesa downhill, sai, quelli abbastanza esatto. E quindi veramente per tutti i gusti e per tutte le età. Bene, adesso? Adesso, caro Lele, io andrò verso le piste olimpioniche da sci. Sono stato un azzurro di sci! Sono stato un azzurro di sci! Sono E stato un via. azzurro di sci! Bravo, Raccolalla! bravo. Raccolalla! Raccolalla, raccolalla, raccolalla. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente che segua un filologico importante e che sia piena di bei ragionamenti. Insomma, una canzone intelligente che parli un po' di tutto E un po' di niente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente Che farà cantare! che farà ballare, che farà cantare tutta la gente. Raccolalla, 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 raccolalla. Ma e qui dove siamo, scusa? Qui siamo in un posto molto bello, evidentemente. Sì, grazie. Nel comune di Vodo di Cadore, questa è la contrada di Peaio, con la sua caratteristica chiesa seicentesca,
al centro di questo piccolo paese. Ovviamente le case sono quelle tipiche del Cadore, questo luogo e questo paesaggio meraviglioso perché c'è il Pelmo che domina alle nostre spalle, l'Antelao alla nostra sinistra, quindi siamo circondati da due delle montagne più belle del pianeta per vivere dei momenti di tranquillità. Continuiamo il nostro percorso? Sì, salutiamo anche Sara. Ciao Sara. Via! Quello che vedete è uno dei cantieri delle opere infrastrutturali di Cortina per le Olimpiadi del 2026. In particolare questo cantiere è denominato Variante Zero, è una variante stradale che va a completare opere ANAS che sono state intraprese un paio di anni fa e che permetteranno una migliore fruizione del traffico delle due sponde del Boite qui nella località di Cortina. Sono felice di essere qui oggi da imprenditore, ma soprattutto da cittadino bellunese, provincia che considero tra le più belle. Tutto questo cambiamento ci garantisce per i prossimi futuri anni e per le nuove generazioni sicuramente di avere infrastrutture migliori, infrastrutture più sicure e collegamenti viari molto più veloci. Questo per evitare le lunghe code che stiamo vivendo in questi anni, ma che sono solo dovute ai cantieri e a null'altro. Tutto questo è un sacrificio che noi andiamo a fare per migliorare le condizioni dei bellunesi, dei turisti, di tutti quelli che vogliono fruire della provincia per i prossimi anni. Tutti abbiamo la convinzione che sono opere importanti, è un lascito importante che noi diamo alle generazioni future, dalle strade, alle infrastrutture, agli impianti sportivi. Il mio augurio è che alla fine di tutte queste opere, alla fine di queste Olimpiadi, rimanga veramente il ricordo del bellunese come terra bellissima, come terra di persone che ci hanno messo l'anima per arrivare al risultato e non solo che rimangano i disagi, che tutto il mondo intero, perché sarà il mondo che visiterà Cortina e vedrà le Olimpiadi, abbia sicuramente la visione di quello che è il nostro bellissimo territorio. Vi aspettiamo tutti a visitare questa bellissima terra del bellunese che ha grandi opportunità e bellezze inestimabili. Scusa, non ti sei preparato? Ma io sto guardando la cartina, va che posto! Eh sì, ma dobbiamo... Qua vengono tutti, cioè, a vedere sta roba, Dobbiamo sciare! No, io mi rifugio. Dai! Io mi rifugio sulla Tofana al Duca d'Aosta. Vabbè, tu vai pure dove vuoi. Io scio. Comunque bisogna andarsi insieme, eh? Sì. Il bar è a 2200 metri. Sempre il solito. Come si fa qua? Fermo. Lo avvicini. Dove? Vedi che ce l'ho in tasca.
Ragazzi, ultimo tratto, stiamo per raggiungere i 2322 metri e poi si vedrà. Una pace suprema, le Dolomiti. Sono un po' invidioso del fatto che Lele stia assaporando probabilmente i cassunzieri buoni, ma fidatevi, non saprà mai quello che si sta perdendo. Anche perché la stagione dello sci sta per finire e quindi sono da solo, nel silenzio. Dolomiti, paradiso. Io sono davvero emozionato, che sono insieme a Gianluca e credo che questo luogo a noi racconta qualcosa di immenso per la bellezza che ci regala, che regala anche a voi tutti i giorni, tutto l'anno. Da tanti anni tu ti occupi di questo lavoro, Gianluca, e devo dire che ti riempie sempre di emozioni. Senti, quanti anni è che sei qua? Allora, che sono fisso qui a lavorare adesso sono 40 anni. E vedi. 40 anni. E prima venivo su perché, essendo di famiglia rifugio, sono sempre stato qui. Stagioni estive le ho sempre passate qui. Tutto è partito da tuo nonno? Mio nonno nel 1938. E su questo tavolo ci hai messo forse uno dei prodotti più tipici per chi è ampezzano, vero? Sì, i cassunzei all'ampezzana, che sono dei ravioli con il ripieno a base di rape rosse, che era un piatto povero ai tempi all'inizio della storia di Cortina. La rapa cresceva e con questo hanno fatto questo piatto. Poi è stato ripreso e adesso per i clienti di Cortina è il numero uno come piatto. Ci metti del papavero. Poi vengono conditi, sì, è un raviolo, si fa la pasta fresca, il raviolo ripieno a base di rape rosse, poi viene condito col parmigiano e il burro fuso e sopra viene messo anche dei semi di papavero, quello che mi ha insegnato la mamma e a lei la nonna. Noi siamo al Duca d'Aosta, che forse è uno dei rifugi più importanti del pianeta. Noi apriamo d'inverno, la stagione invernale va dal primi di dicembre, fine di novembre, dipende un po' quando arriva la neve, fino ai primi di aprile. Ed estate invece apriamo a metà giugno fino a fine settembre, l'ultima domenica di settembre. La stagione che preferisci? L'estate. E la temperatura più bassa che ti ricordi qui sopra? Era gennaio primi anni 90, mi ricordo meno 27. Faceva freddo, sì. Assaggiamo? Molto freddo. Cosa dici? Certo. Questi sono i cassunzieri che Gianluca e lo staff li fa come li faceva la mamma, sì. Gianluca, io direi di brindare alla tua famiglia, le tue figliuole Giulia, Daniela e Monica, la tua compagna Alina, che noi ringraziamo e salutiamo, da questo panorama unico davvero al mondo con Gianluca. Io vado a chiudere il viaggio, ritrovo Ivo Gallo e io ti ringrazio. Salute. Alle tofane, alla neve e al panorama. E via. Salute e via. Sono molto emozionato perché sto per affrontare la pista Olimpia delle Tofane o Stratofana Olimpica, resa famosa dai Giochi Olimpici del 56.
Una pista che parte da 2322 metri, affronta un dislivello di 760 metri per una lunghezza lineare di più di 2 chilometri. Lanciarsi in una pista che ha ospitato i migliori sciatori del mondo è veramente una grandissima emozione e un grandissimo onore. Proviamoci, andiamo. Preriscaldamento, adesso inizia la parte difficile. Via! Ragazzi, emozionato e spaventato. E adesso raggiungo l'Ele e andiamo a chiudere questo viaggio fantastico. Verrà utilizzata per lo sci alpino femminile e per le prossime Olimpiadi del 26. Pensate che il nostro campione Christian Ghedina qui, proprio su questa pista, vinse la sua prima medaglia. Dal 93 è diventata prettamente femminile e ha visto grandi campionesse, Cosmer, Compagnoni e tante altre. Io continuo. Ci vediamo dopo. Ragazzi, è quasi finita. È stata duretta, diciamo che non sono così allenatissimo, ma andiamo a concludere. Ivo Gallo! Dimmi Lele Marcassa! Per caso sei contento? Per caso contentissimo! Abbiamo ricominciato le nostre meravigliose avventure. I nostri viaggi! Eh sì, le nostre emozioni. Ma da dove soprattutto? Da Cortina! Si sta preparando evidentemente a un evento internazionale unico che sono le Olimpiadi. Questa conca ci regala il paesaggio che vedete intorno a noi. Io vorrei chiudere, se sei d'accordo, Sono d'accordo, con delle parole di Matteo Righetto tratte dal Il richiamo della montagna, che è questo pamphlet che ci insegna a rispettare questo ambiente straordinario. In un pezzo dice: percorrendo un sentiero, risalendo un crinale, attraversando un prato o una foresta, raggiungendo una cima, immergendo i piedi in un torrente, osservando il volo dell'aquila o udendo il fischio del camoscio, io subisco una trasformazione pannica e a poco divento tutt'uno con l'ambiente circostante. Sento di entrare in una simbiosi primordiale con l'anima mundi
platonica. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa nostra nuova avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. tutti a Cortina a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.